Minacce e insulti sessisti all'assessore regionale al territorio e ambiente Giusy Savarino, adesso basta, denuncio. La solidarietà del presidente Schifani e del sindaco Miccichè. Lutto nella cultura agrigentina, si è spento ieri a Raffadali il poeta Enzo Argento, i funerali pomeriggio alle 15:30 alla Chiesa Madre. Schifani incontra i rappresentanti dell'ANCE, i trasferimenti cresceranno nel 2026 di 30 milioni di euro. L'assessorato alla famiglia impegna 36 milioni di euro per le persone con disabilità gravissima per i mesi di novembre e dicembre di quest'anno. Massiccia adesione a Palermo per lo sciopero generale indetto dalla CGIL contro le politiche del governo Meloni. In 300 da Agrigento hanno partecipato alla manifestazione odierna. Si è discusso delle malattie del fegato in un convegno medico organizzato dall'Associazione Medici di Epatologia Grecas. Trovato il corpo di un giovane agrigentino, Angelo Piazza, di 28 anni, nella spiaggia tra Porto Empedocle e Scala dei Turchi a Realmonte. Una pensionata agrigentina di Monserrato è stata derubata dentro la sua abitazione, bottino circa 50.000 euro. Oggi la prima giornata del presepe delle scuole a Montaperto, oltre 1.000 i bambini che vi hanno partecipato. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi, venerdì 12 dicembre. Insulti sessisti sui social per l'assessore Savarino, che ha deciso di procedere legalmente contro chi l'ha insultata e diffamata sui social, il nostro servizio. Adesso basta, sono giorni che ricevo sui social una valanga di messaggi che hanno superato ogni limite. La denuncia arriva dall'assessore regionale all'ambiente e territorio, l'agrigentina Giusy Savarino, stanca di ricevere sui social insulti sessisti e offerte gratuite alla sua persona, diffamazioni gravi e commenti sgradevoli sul suo aspetto fisico, ha deciso così di denunciare. Sono accuse infamanti lanciate con la violenza di chi pensa di poter colpire senza conseguenze. Un fiume di odio, di volgarità che non si ferma davanti a nulla, nemmeno alla decenza più elementare, che travolge ogni confine di civiltà e rispetto, ha dichiarato l'assessore regionale Savarino, che continua affermando: sono sempre stata aperta al confronto politico, anche aspro. Le critiche alle mie scelte, al mio operato, fanno parte della democrazia e le accolgo, ma dinanzi a quello che sta accadendo in questi giorni è arrivato il momento di dire basta. Il sessismo non è un'opinione, la diffamazione non è libertà di espressione, la violenza verbale non è. Così va il mondo, non lo accetto come donna perché questi attacchi sono violenza contro le donne, non lo accetto come cittadina di uno Stato che dovrebbe essere civile, non lo accetto come rappresentante delle istituzioni perché non posso permettere che passi il messaggio che tutto questo sia normale, e non lo accetto anche come madre. Mio figlio legge questi insulti, vede sua madre umiliata, offesa, diffamata pubblicamente e ne viene ferito profondamente insieme a me. Non è giusto che un ragazzo debba assistere a tutto questo, non è giusto che debba crescere pensando che l'odio sia qualcosa di normale, di inevitabile, di accettabile, dice la Savarino, che ha deciso di rivolgersi ai suoi legali, perché chi insulta, diffama e offende deve sapere che esiste un limite, che quel limite è stato ampiamente superato. Ho dato pertanto mandato di procedere contro i responsabili. Eventuali risarcimenti li devolverò ad associazioni che combattono la violenza contro le donne, perché è esattamente di questo che stiamo parlando. Esprimo totale solidarietà all'assessore Giusy Savarino per gli attacchi violenti che sta subendo sui social, insulti sessisti, offese gratuite e gravi diffamazioni che hanno a che vedere con il confronto politico, che rappresentano una forma inaccettabile di violenza, e quanto afferma il presidente della regione siciliana Renato Schifani, continuando affermando come il dibattito democratico si fonda sul rispetto, le critiche fanno parte della politica, ma esiste un limite invalicabile, quello della dignità umana e dell'onorabilità personale. Non possiamo pertanto tollerare l'odio diventi online normale, né che le donne in politica continuino a essere bersaglio privilegiato di violenza verbale e sessismo. Per questo sostengo pienamente la decisione di tutelare la propria dignità nelle sedi opportune, è un atto di responsabilità verso se stesso, la sua famiglia e le donne che subiscono violenza.
E su quanto accaduto all'assessore Savarino è intervenuto oggi il sindaco di Agrigento Miccichea affermando è profondamente deplorevole quanto accaduto in queste ore. L'assessore regionale Giussi Savarino è stata vittima di attacchi sui social mediante commenti e insulti sessisti, violenti e diffamatori, comportamenti che nulla hanno a che vedere con il confronto civile e democratico. L'assessore Savarino, continua il sindaco, svolge il proprio incarico in modo encomiabile, spendendosi con passione e dedizione per la Sicilia e per la provincia di Agrigento. Le critiche, quando costruttive, arricchiscono il dialogo e sono alla base della democrazia, ma l'offesa, conclude Miccichè, la denigrazione e la violenza verbale non possono essere accettate. E si è spento ieri il grande poeta Enzo Argento, originario di Raffadali, profondo e appassionato di cultura della lingua siciliana in versi. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 15:30 alla Chiesa Madre di Raffadali. Intanto vediamo in un video il ricordo di Franco Curabba. Apprendo con grande dispiacere e dolore e con un po' di ritardo della dipartita verso un mondo migliore di Enzo Argento. Enzo Argento, fascinoso poeta e cultore della lingua siciliana. Con Enzo se ne va un uomo, un padre affettuoso, un marito amorevole, un nonno prezioso. Se ne va un poeta, un lirico, un sognatore, un artista della poesia. Terzo dei 7 figli, nato subito dopo la seconda guerra mondiale, ha capito sin da ragazzo che doveva puntare solo ed esclusivamente sulle proprie forze per andare avanti. Così, da studente lavoratore, si iscrive e si laurea nella facoltà di lettere a Palermo. Subito dopo la laurea inizia la sua carriera professionale. Da insegnante si trova a Lampedusa nella scuola media ed è stata questa la sua prima esperienza. Si trasferisce poi definitivamente nella scuola media di Raffadali, dove completa e chiude la sua carriera di insegnante. Enzo è stato un insegnante affabile, inclusivo, motivante. Con lui ogni studente si sentiva a proprio agio, si sentiva valorizzato, supportato e compreso. Enzo ha facilitato durante il suo insegnamento il benessere emotivo e il successo scolastico ed ha trasformato la scuola in un luogo di crescita e maturazione. Ma Enzo nutriva una grande passione, un profondo natio amore per la poesia in lingua siciliana. Quindi lui iniziò a scrivere versi e in particolare in lingua siciliana, versi che sono stati apprezzati, poesie che sono state apprezzate da giurie di livello nazionale, ricevendo molti premi, tra cui ricordiamo il premio di Marneo, il premio Buttitta, il premio Una poesia per Prandello, il premio Sorei e tanti altri ancora, compreso e per ultimo un titolo, un premio di alfiere della poesia siciliana nel grande concorso interregionale di Bassano del Grappa. Enzo, poeta, riusciva a intrecciare con grande spontaneità parole, musica, ritmo, immaginazione e sentimenti, creando così un arazzo di emozioni e di sensazioni
che avvincevano e coinvolgevano il lettore. Egli cantava valori universali, quali l'amore, la solitudine, la vita delle persone nei paesi, la gioia, il dolore, la pace, la bellezza del creato. Cantava la giustizia, predicava la giustizia sociale e cantava la libertà, ma condannava senza appello la guerra e ogni forma di violenza, e sulle donne e sui bambini, con un linguaggio evocativo, ricercato e raffinato, ricco di metafore e similitudini, faceva delle sue liriche un mezzo per veicolare messaggi e riflessioni sul valore della vita e della esistenza umana. E vediamo adesso un'intervista al poeta scomparso Enzo Argento, realizzata nel novembre del 2023 dalla collega Margherita Trupiano in occasione della vincita di un importante premio letterario assegnatogli a Bassano del Grappa. L'intervista. Argento, poeta, scrittore, vincitore di un importante premio, unico vincitore in Sicilia. Di cosa si tratta? Si tratta di un premio quinquennale che si fa nella città di Bassano del Grappa ed è un premio importante perché partecipiamo tutti i poeti, uno per ogni regione d'Italia. Niente, sono talmente contento. Cosa hanno premiato? Hanno premiato praticamente, c'è stata una giuria idonea a questo tipo di lavoro, che ha letto le poesie, le ha valutate e poi le poesie sono di argomento diverso, non so, di politica, amore, tante una silloge. Sì, una silloge di 43 poesie. Cosa significa questo premio per lei? Per me significa fare di più e fare sempre cose nuove, almeno penso, di riuscirsi in poche parole. Ho portato una modifica nel mio modo di scrivere ora ultimamente, perché scrivo con parole proprio forti, a me piacciono le immagini forti e dire poche parole, dire tante cose con poche parole, che non è facile. Il fondo per i trasferimenti ordinari ai comuni crescerà nel 2026 di 30 milioni di euro. Ad annunciarlo è stato il presidente della regione Schifani dopo l'incontro avvenuto con la delegazione di ANCI Sicilia guidata dal suo presidente Paolo Amenta. Il servizio. Il fondo per i trasferimenti ordinari ai comuni siciliani crescerà nel 2026 di 30 milioni di euro. Ad annunciarlo è stato il presidente della regione Renato Schifani dopo l'incontro con la delegazione ANCI Sicilia guidata dal presidente Paolo Amenta e dal segretario generale Mario Emanuele Alvano alla presenza dell'assessore all'economia Alessandro Dagnino, che si è tenuto ieri a Palazzo d'Orleans. Durante le ultime manovre il governo regionale dell'Arse ha manifestato interesse crescente verso i fabbisogni degli enti locali attraverso interventi ad hoc per gli extracosti dei rifiuti, per gli ASACOM e per altre linee di intervento specifiche. Adesso interveniamo aumentando il capitolo per il funzionamento ordinario degli enti, ha affermato il presidente Schifani. Dagnino aveva ricevuto i rappresentanti dei sindaci siciliani su incarico del governatore, che attualmente detiene le deleghe alle autonomie locali. L'incontro si è svolto in un clima di un confronto proficuo. I rappresentanti dei comuni hanno concordato con il governo un percorso di collaborazione articolato su 4 punti: l'istituzione del Consiglio regionale delle autonomie locali, la richiesta di un'apertura di un tavolo con lo Stato per il superamento della spesa storica del Fondo Autonomie Locali e dei limiti di assunzioni, il potenziamento degli stanziamenti ordinari da parte della Regione ai Comuni, il miglioramento delle performance di riscossione da parte degli enti locali. A quest'ultimo riguardo l'ANCI
Ha apprezzato le norme premiali promosse dal governo nella legge di stabilità. Tra gli argomenti trattati anche l'aumento orario per gli ex precari part-time in servizio presso gli enti locali della Sicilia. Nel corso dell'incontro è stato anche evidenziato che la Regione nel 2025 ha destinato ai comuni complessivamente 700 milioni di euro, che arrivano in tutto a 800 milioni, con altre iniziative rivolte ai territori, raggiungendo la quasi totalità degli enti. Il governo regionale andrà quindi incontro alle richieste dell'ANCI, Associazione Nazionale Comuni d'Italia, al fine di potenziare le risorse che vengono destinate all'esercizio delle funzioni amministrative da parte degli stessi enti. Saranno quindi stanziati 30 milioni di euro in più nel 2026 e si impegnerà per un ulteriore aumento dopo l'esito della parifica del rendiconto 2024. Un ulteriore stanziamento sarà reso permanente in seguito all'eventuale presenza di maggiori disponibilità nei fondi globali per il 2027. La Regione, conclude il Presidente Schifani, è dalla parte degli enti locali e il confronto è stato utile per riattivare un percorso che vedrà coinvolti il Governo regionale e l'ANCI Sicilia allo scopo di perorare le cause degli enti locali siciliani sui tavoli del Ministeri. Allo stesso tempo il Governo ha confermato la propria disponibilità a fare la sua parte all'interno degli spazi finanziari che si determineranno in futuro. Esprimo vivo apprezzamento per le parole della neopresidente della sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, Maria Aronica, che ha confermato l'obiettivo di procedere alla parifica dei rendiconti regionali degli anni 20-24 entro il mese di luglio. Si tratta di una prospettiva estremamente significativa perché un eventuale esito positivo consentirà alla Regione di poter utilizzare l'avanzo di amministrazione pari a ben e oltre 2 miliardi di euro, frutto del lavoro di risanamento portato avanti in questi anni. Risorse che intendiamo destinare alla prosecuzione degli interventi che stanno sostenendo la crescita economica della Sicilia. Questo quanto affermato dal Presidente della Regione Schifani. Nel corso dell'incontro il Presidente ha formulato alla Presidente Aronica i migliori auguri di buon lavoro, garantendo la piena collaborazione su dossier aperti, ribadendo la disponibilità a raccogliere suggerimenti e contributi utili a migliorare ulteriormente l'azione amministrativa della Regione. E l'assessorato regionale alla famiglia e delle politiche sociali ha impegnato oltre 36 milioni di euro in favore delle persone con disabilità gravissima per il pagamento del beneficio economico relativo ai mesi di novembre e dicembre 2025. Abbiamo completato l'erogazione delle risorse stanziate per l'anno in corso per un totale di oltre 221 milioni di euro nel 2025, ha spiegato il Presidente della Regione e assessore ad interim Renato Schifani. Si è trattato di un impegno costante che ci ha permesso di garantire mese dopo mese la puntualità nei pagamenti destinati a migliaia di cittadini che vivono in condizioni di gravissima disabilità e che necessitano di un'assistenza continua 24 ore su 24. Massiccia adesione a Palermo per lo sciopero generale indetto dalla CGIL contro le politiche del governo Meloni. In 300 da Agrigento hanno partecipato alla manifestazione odierna i colleghi di Palermo. Ancora uno sciopero generale? Sì, assolutamente. E questo sciopero si rende necessario perché le risposte che il governo nazionale ma anche quello regionale danno alla grave crisi economica e sociale di questa nostra terra non trovano nessun tipo di risposta. Una politica fiscale del tutto inadeguata, nessuna risposta in termini di investimenti per le infrastrutture, soprattutto quelle materiali, quindi scuola e sanità, nessuna risposta per quanto riguarda la qualità del lavoro, nessuna risposta per quanto attiene una riforma previdenziale equa e giusta. A tutto questo c'è il fatto che noi abbiamo in Sicilia una politica piuttosto che provare ad affrontare i problemi che attraversano questa terra, si occupa soltanto di alimentare clientele e malaffare. Tutto questo non è accettabile. La forte presenza dei lavoratori e delle lavoratrici a questa manifestazione ci dice che c'è un mondo del lavoro che vuole essere davvero protagonista di una grande stagione di cambiamento. Se dovessimo parlare di aziende in crisi in Sicilia, citiamone qualcuna perché ce ne sono.
Ma da tutto ciò che si sta determinando a Milazzo con 2 Ferco A2A, tutto ciò che sta avvenendo a Siracusa, da Lukoil e al fatto che l'ENI sta dismettendo l'investimento sulla chimica di base, a tutto ciò che sta avvenendo nel settore dei call center, Telecontact, c'è tante aziende in crisi, ma questa crisi è il frutto non soltanto di una specifica crisi aziendale, ma è una crisi di un sistema che sta attraversando tutto l'apparato produttivo della nostra regione. Cosa sta facendo il governo regionale? Ma guardi, il governo regionale, come dicevo, si occupa soltanto di alimentare attraverso la spesa pubblica le proprie clientele e non di affrontare i problemi che attraversano questa terra. Questo è uno sciopero che si fermerà oppure ce ne saranno altri? Ma io credo che la tappa del 12 dicembre è una tappa di una mobilitazione più generale, perché questo Paese ha bisogno di una grande svolta e noi riteniamo che per costruire questa svolta ci deve essere una capacità di penetrazione nel tessuto sociale di questo nostro Paese, di questa nostra regione, per provare davvero a creare quelle condizioni di cambiamento della politica di questa nostra regione. Oggi il Partito Democratico in piazza abbiamo aderito allo sciopero indetto alla Camera del Lavoro per garantire meno precariato, per dire no a questa manovra di bilancio proposta dalla Meloni che prevede soltanto l'innalzamento dell'età pensionabile e l'aumento della pressione fiscale. E poi chiediamo soprattutto più tutele per garantire il diritto alla salute così come prevede la nostra Carta Costituzionale, un diritto universale per tutti gli individui. Invece, ahimè, come è sotto gli occhi di tutti, in Sicilia Schifani e i suoi sodali trattano la sanità soltanto come un limone da spremere per clientele, senza guardare un minimo neanche al bene comune. Oggi grideremo il sì al diritto di sciopero che anche Meloni e Salvini vogliono sempre di più comprimere. Si è discusso delle malattie del fegato nell'era della medicina di precisione nel corso di un convegno che si è svolto stamani all'Hotel della Valle di Agrigento, organizzato dall'Associazione Medici e Patologici Grecas. Si è discusso delle malattie del fegato nell'era della medicina di precisione nel corso di un convegno che si è svolto stamani presso l'Hotel della Valle di Agrigento, organizzato dall'Associazione Medici Grecas, gruppo epatologico clinico associati siciliani. L'obiettivo è quello di condividere conoscenze e competenze mediche. È un congresso che raggruppa tutti i migliori patologi siciliani e non, perché ci sono molti colleghi che vengono anche dall'Italia, ed è un congresso che si prefigge di parlare di temi prevalentemente patologici come l'epatiti, ma soprattutto come la sindrome metabolica, quindi la steatosi epatica, nel diabete o nell'obesità. È un congresso che noi facciamo ogni anno come Grecas, che sarebbe gruppo epatologico siciliano, ed è un congresso che ogni anno è itinerante, cambia sede. Io in qualità di vicepresidente del Grecas quest'anno è toccato a me organizzare il congresso e quindi lo stiamo facendo qui ad Agrigento. Il tema del congresso è le malattie del fegato nell'era della medicina di precisione. Ecco, cosa vuol dire nel dettaglio medicina di precisione? Questo è un format particolare che abbiamo già sperimentato 2 anni fa, consolidato l'anno scorso a Messina, e quindi riproponiamo anche questo format qui ad Agrigento. Ed è un format praticamente diverso dal solito congresso, dove ci sono le solite relazioni. Ci saranno delle tavole rotonde fra esperti con il coinvolgimento anche dei medici di famiglia, medici del territorio, proprio per stilare. Poi alla fine del congresso sarà stilata una carta che sarà chiamata Carta di Agrigento, con delle linee guida. Medicina di precisione perché abbiamo chiesto l'aiuto e molte relazioni contengono l'aiuto appunto dell'intelligenza artificiale. Okay. Ecco, gli obiettivi della vostra associazione, prima di parlare degli obiettivi del convegno. Noi siamo un gruppo di amici che si diverte a parlare insieme di tutto quello che c'è dietro la diagnosi, la cura, il monitoraggio delle malattie del fegato. Ecco, oggi parlare di malattie del fegato sicuramente è molto particolare, anche
in vista dell'intelligenza artificiale. Ecco, come incide l'intelligenza artificiale nel vostro settore, in questo caso sul fegato e sulle malattie epatiche? Un clamoroso cambiamento di scenario. Noi non siamo spaventati, siamo stati tra i primi già 2 anni fa a cominciare a provare ad assaggiarla. Diciamo che questa nostra riunione, e colgo l'occasione per ringraziare i responsabili scientifici, il professor Carlo Cammai, il professor Vito Di Marco e l'amico Giuseppe, primario di medicina interna di Licata. Noi da anni abbiamo intrapreso questa strada, non siamo spaventati, la dobbiamo conoscere, la dobbiamo utilizzare come strumento per migliorare quella che è la nostra capacità di diagnosi e cura. Il cadavere di un giovane artigiano agrigentino, Angelo Piazza, di 28 anni, è stato rinvenuto oggi nella spiaggia tra Porto Empedocle e la Scala dei Turchi. Sul posto, una volta scattata la segnalazione al 112, sono accorsi i carabinieri della compagnia di Agrigento che si stanno occupando dell'attività investigativa sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, intervenuti anche il sostituto procuratore di turno e il personale della Capitaneria di Porto Empedocle. È stato fatto atterrare il soccorso, poi ripartito a vuoto. I sanitari del 118 hanno purtroppo constatato la morte del ragazzo. Sulla causa del decesso si aspetta adesso la ricognizione cadaverica da parte del medico legale, ipotesi privilegiata, un malore improvviso mentre era intento alla pesca. E sono penetrati nell'abitazione di una 68enne pensionata agrigentina e dopo aver messo tutto a soqquadro hanno trovato e portato via denaro contanti per circa 30.000 euro e valori oggetti in oro. Il bottino di prima stima è di circa 50.000 euro. Il furto è stato messo nel quartiere agrigentino di Monserrato. I malviventi sono tornati in azione approfittando della momentanea assenza della proprietaria intorno alle 12 del mattino. C'è il sospetto che sarebbe stata utilizzata la cosiddetta chiave bulgara. Nel sopralluogo di rito da parte dei carabinieri non sono state trovate tracce di effrazioni da scasso sulla porta d'ingresso. Spetterà comunque ai militari dell'Arma della stazione di Villa Seta ricostruire con precisione l'accaduto, tracciare una pista investigativa che conduca possibilmente all'individuazione dei delinquenti. Sono iniziate le procedure per la selezione e l'arruolamento di 65 allievi ufficiali dell'Arma dei Carabinieri in servizio permanente. Gli aspiranti potranno presentare la domanda online da oggi fino al prossimo 9 gennaio attraverso il sito dei Carabinieri nell'area concorsi. Al concorso potranno partecipare cittadini italiani in possesso del titolo di diploma o che siano in grado di conseguirlo nell'anno scolastico in corso e che alla data di scadenza del termine della presentazione delle domande abbiano compiuto 17 anni di età e non superati il 22esimo anno di età. I vincitori del concorso ammessi al corso dell'Accademia Militare di Modena frequenteranno un corso di formazione della durata di 5 anni, seguendo corsi militari universitari a indirizzo giuridico-amministrativo presso l'Accademia Militare di Modena, successivamente alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Una volta completati il ciclo di studi, i giovani ufficiali con il grado di tenente ricopriranno incarichi di comando e responsabilità nelle varie organizzazioni dell'Arma dei Carabinieri. Linea da regia per la pubblicità. Oggi la giornata del presepe delle scuole a Montaperto, oltre 1.000 i bambini che hanno partecipato tra la tradizione e la meraviglia. Si è svolta oggi la prima attesissima giornata del presepe delle scuole, le matinee dedicate agli istituti della provincia di Agrigento e non solo. È stato un successo straordinario che ha visto la partecipazione di oltre 1.000 bambini accompagnati dai genitori e dagli insegnanti, trasformando il presepe vivente di Montaperto in un luogo colmo di entusiasmo, stupore e sorrisi. È stato emozionante vedere piccoli visitatori immergersi nell'atmosfera del presepe, trafiguranti antichi mestieri e ambientazioni fedelmente ricreate.
I presenti hanno potuto gustare i prodotti tipici della tradizione locale, osservare da vicino gli artigiani all'opera, dallo Scarparo alla Vannara, che con le loro mani hanno riportato in vita arti e mestieri di un tempo. Il cuore più suggestivo del percorso resta come sempre la Natività, collocata in un contesto che ha rievocato con grande autenticità l'antica Betlemme, offrendo ai visitatori un'esperienza intensa e profondamente evocativa. Nino Amato, montapertese da sempre ideatore del presepe vivente, ha espresso la sua profonda gratitudine, ringraziando di cuore i montapertesi che con dedizione e spirito di comunità lavorano ogni anno per la riuscita di questo grande progetto, ringraziando le forze dell'ordine che garantiscono sicurezza e supporto costante. Il presepe vivente di Montaperto proseguirà con la seconda giornata dedicata alle scuole il 16 dicembre dalle ore 9 in poi, mentre l'apertura al pubblico è prevista per il 26 dicembre, 28 dicembre, l'1, 3, 4 e 6 gennaio 2026. Sì, è la giornata in cui ci rende veramente particolarmente felici vedere questi bambini che sono veramente con il viso contento, pieno di gioia, perché vedono delle cose bellissime in un'atmosfera natalizia che abbiamo creato con i canti, i suoni, i giochi dei bambini, ma anche tante cose da assaggiare per i bambini. Noi siamo veramente molto soddisfatti quando vediamo la strada e i cortili pieni di tutte queste scolaresche che sono arrivate dalla provincia ma anche fuori provincia. Questo è un motivo di grande soddisfazione che ci ripaga dalle tante fatiche per almeno 2-3 mesi e che lavoriamo tutti i giorni. Qui ci sono almeno una trentina di volontari che costruiscono il presepe, che lo rendono ogni anno sempre più bello. Ricordiamo le date anche per i serali. Il serale riusciamo a creare un'atmosfera bellissima di colori, di suoni, ma un'atmosfera magica perché creiamo anche tantissime occasioni di artistiche, teatrali e tantissimi assaggi tipiche della nostra tradizione e del nostro territorio. Ricordiamo le date, il 26 ci sarà l'inaugurazione come sempre alle ore 17:30, gli altri giorni saranno il 28 dicembre, poi il giorno 1, 3, 4 e 6 gennaio con l'arrivo dei Re Magi, per cui vi invitiamo tutti a venirci a visitare, perché come ogni anno e quest'anno ancora di più il presepe è molto più ricco di assaggi, molto più ricco di artisti, quindi passerete un pomeriggio in allegria, un pomeriggio in serenità, ricordando l'antico Natale con le nostre tradizioni. Nasce a Palermo il principale polo per promuovere la biodiversità, finanziato con 320 milioni del PNRR. L'edificio si trova in via Archirafi. Questa mattina l'inaugurazione degli spazi ospitano anche un museo digitale e sale per la ricerca. I colleghi di Palermo. Inauguriamo una struttura che ha tante funzioni. È l'esito di un lavoro che ha visto Palermo protagonista nel Centro Nazionale per la Biodiversità, e inauguriamo questa struttura che è la messa a terra di quanto è stato fatto in 3 anni di lavoro. Più di 600 ricercatori, più di 1 migliaio di pubblicazioni, competenze multidisciplinari trovano oggi in questo luogo non soltanto un luogo fisico dove scienziati e ricercatori potranno confrontarsi e fare evidentemente ulteriore progresso di attività scientifiche, ma questo luogo in realtà ha altre funzioni, che è quello di coinvolgere la popolazione sui temi della biodiversità. Tutto questo in un ambiente completamente nuovo, un ambiente che finalmente trova la sua luce dopo tanti anni di lavori, in una riqualificazione di Archirafi, che vuole essere anche una riqualificazione di un intero quartiere che potrebbe diventare il quartiere colto, il quartiere culturale, il quartiere dei musei di questa città. Questa struttura la sento un po' anche mia, perché fu sotto il mio rettorato che ottenemmo il finanziamento e acquisimmo i progetti per la realizzazione, che ora
il rettore Midiri ha portato a compimento e opportunamente dedicato questo luogo al Gateway per la biodiversità, che è un'altra cosa nata proprio qualche anno fa qui a Palermo con l'allora presidente del CNR Carrozza e l'allora ministro dell'Università Messa. E oggi le cose che avevamo avviato in quegli anni si realizzano a segno di una concretezza realizzativa tanto dell'Ateneo quanto dell'amministrazione comunale, che ha coevamente riqualificato il percorso della via Archirafi, allargando la sede pedonale, ma soprattutto lavorando insieme, ancora una volta insieme all'università, per la realizzazione anche di un prossimo arredo urbano che trasformi la via Archirafi in una sorta di campus urbano che si aggiunge al campus di Viale delle Scienze, al tradizionale e noto campus di Viale delle Scienze. Lo ha ricordato il rettore, è una città che spinge fortemente l'acceleratore sui processi di internazionalizzazione, sia quelli che competono all'ente territoriale, cioè la regolazione dei flussi turistici e il miglioramento dei servizi per l'accoglienza, ma anche quella di una forte presenza di internazionalità della ricerca e dello studio. Mariano De Ida canta Pirandello Girgenti. L'evento si terrà domani alle ore 20:30 al Teatro Pirandello. Il cantapoeta, che dà voce alla letteratura, a porla nella patria di Luigi Pirandello con un concerto unico e profondamente evocativo. Sentiamo lo stesso De Ida. Amici, soprattutto della Sicilia, sta per arrivare la prima italiana del progetto De Ida Canta Pirandello, quindi vi aspetto, spero in tanti, sabato 13 dicembre alle ore 20:30 e sono molto felice di passare questo periodo natalizio in una terra come la Sicilia. A presto! Vediamo adesso un'intervista al sindaco di Sant'Agata di Militello sul porto dei Nebrodi, i colleghi di Messina. Signore, intanto si avvicina il 2026, per il nuovo anno quali sono gli obiettivi dell'amministrazione Mancuso? Si guarda alle opere pubbliche, tra queste il porto? Sì, sicuramente le opere pubbliche sono gli obiettivi più importanti, perché sarà l'anno del porto, dell'asse viario, di Villa Bianco, inizieremo certamente i lavori del muro paraonde, stiamo in attesa di acquisire il decreto di finanziamento del ripascimento, altre opere sui torrenti, sulle strade, abbiamo anche un intervento di finanziamento per quanto riguarda la Casa della Musica con l'area interna, la messa in sicurezza del torrente Rigamo, quindi tutta una serie di opere pubbliche di cui buona parte dovrebbero vedere finalmente la realizzazione completa. È chiaro che quella più importante è il porto, dove le difficoltà storicamente sono infinite e continuano, perché ora nonostante la ditta si stia impegnando per consegnare i lavori entro 3 mesi, avremo il problema del dragaggio, perché il porto intanto si è insabbiato a causa del sifonamento per cui molta sabbia veniva trasportata dall'esterno verso l'interno attraverso il muro di la diga foranea. E quindi adesso siamo qui ad interloquire con la Regione e quindi a battere cassa per avere ulteriori finanziamenti per effettuare questo dragaggio e completare finalmente una volta per tutte queste opere. Ma è possibile avere una data certa per l'inaugurazione del porto? Non mi chieda date certe perché non glielo so dire. La data certa per quanto riguarda, abbiamo dato 3 mesi di proroga dal 15 novembre, quindi entro marzo questa ditta dovrebbe consegnarci i lavori del porto, al netto del dragaggio chiaramente.
speriamo che ce la faccia, però io la mano sul fuoco non gliela metto, perché ormai i contrasti tra amministrazione e ditta, i solleciti, le battaglie insomma sono annose, quindi speriamo che finiscano presto. Mentre per quanto riguarda il muro a protezione della costa, entro il prossimo anno si riuscirà a proteggere questo litorale? Sì, credo che ormai siamo alle battute finali, dovrebbero pubblicare il bando per affidare i lavori e quindi mi auguro che con l'inizio del nuovo anno, almeno nei primi mesi del nuovo anno, inizino i lavori. Poi non so il cronoprogramma cosa prevede, se riusciamo a completarlo entro il 2026, però questa è un'opera assolutamente essenziale, perché significa mettere in sicurezza e riqualificare soprattutto la Villa Falcone Borsellino e tutto il litorale. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per chi ha le smart TV, streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, mentre il telegiornale si potrà vedere sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.